Agrigento potrebbe avere un assessore in giunta. Musumeci, molti rumors vedrebbero l'ex sindaco Marco Zambuto designato all'agricoltura. Provocazione contro i Novax ed i negazionisti dell'assessore Razza. Per i viaggi internazionali non solo il passaporto ma anche il vaccino. Ad Agrigento sostegno psicologico telefonico per i positivi. La Sicilia ha fissato la data al 2 gennaio ma sarà impossibile aprire le attività commerciali, si rischia di avvantaggiare gli store online. Perdono il figlio in un incidente stradale e donano un defibrillatore in sua memoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il rimpasto della giunta Musumeci è ormai maturo, sembra che a vincere sarà Agrigento. Vediamo. Quasi 3 mesi fa diceva: il nostro impegno continua. Oggi Marco Zambuto potrebbe veramente avere la possibilità di far vincere Agrigento. Forza Italia è il primo partito nella città di Agrigento, diventerà bellissima UDC, ringraziare i candidati con i quali abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, soprattutto coinvolgendo la città. Il nostro impegno per la città di Agrigento continua perché noi vogliamo fare vincere Agrigento. Queste parole le aveva pronunciate il 6 ottobre all'indomani del risultato elettorale che ha visto Zambuto, già sindaco 2 volte della città dei Templi e nuovamente candidato primo cittadino, arrestarsi al primo turno. Il ballottaggio ha poi eletto Franco Miccichè, ma questa è un'altra storia. Oggi Marco Zambuto è vicino ad entrare in giunta Musumeci e dunque il ruolo di assessore regionale potrebbe di gran lunga far vincere Agrigento, ad oggi orfana di un assessore in giunta. Ancora non è ufficiale, ma i 2 assessori regionali di Forza Italia e di Bandiera all'Agricoltura e Bernadette Grasso alla Funzione Pubblica saranno sostituiti rispettivamente dall'ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto e da Tony Scilla, ex deputato regionale di Mazara. Dovremmo diffondere le immagini di una terapia intensiva, il dolore e tanti familiari che hanno visto andare via i loro parenti e la provocazione lanciata dall'assessore alla salute Ruggero Razza ai Novax e ai negazionisti della pandemia. C'è il servizio. Dovremmo diffondere le immagini di una terapia intensiva, il dolore di tanti familiari che hanno visto andare via i loro parenti. E questa la provocazione amara lanciata dall'assessore alla salute Ruggero Razza ai Novax e dai negazionisti della pandemia. Razza ha lanciato il suo messaggio a chi non intende sottoporsi alla campagna di vaccinazione. Io penso che ci voglia una sensibilizzazione molto forte sull'importanza del vaccino e a tal proposito l'Istituto Superiore di Sanità sta lavorando sotto questo aspetto. Sarebbe sbagliato pensare di convincere le persone con la forza, bisogna che tutti comprendano quanto sia importante riprendere una vita normale, magari riuscire a levarsi questa mascherina fra qualche mese e riuscire a riabbracciare i propri cari. Finora sono 30.000 su una platea di circa 120.000 gli operatori sanitari pubblici e privati che hanno aderito con la preregistrazione alla campagna vaccinale attraverso la piattaforma Sicilia Coronavirus. Il piano siciliano andrà di pari passo con quello nazionale. Saranno 3 le categorie coinvolte: operatori sanitari, operatori e pazienti delle RSA e over 80 che in Sicilia sono 350.000. Inoltre, per le altre fasi della vaccinazione, il commissario Arcuri ha convocato una riunione per meglio determinare alcune categorie. Ci saranno le persone autosufficienti che potranno essere contattate e le persone non autosufficienti per le quali la vaccinazione dovrà invece avvenire a domicilio. La Protezione Civile Nazionale e il commissario nazionale per l'emergenza hanno inserito una specifica norma nella legge di stabilità del Parlamento che prevede l'assunzione in tutta Italia di 13.000 infermieri e di 3.000 medici. L'8% di questi è destinato alla Sicilia. A spiegarlo è sempre l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Su questo si lavorerà intensamente, il bando è già scaduto, la Sicilia come tutte le regioni italiane attingerà al bando per rafforzare le squadre di vaccinazione. Ancora aggiunto l'assessore, in Sicilia sono 650 i nuovi positivi al Covid-19 su 5.693 tamponi processati. Le vittime sono 28 nelle ultime 24 ore che portano i morti a 2.326 dall'inizio della pandemia. I positivi sono 33.246 con un aumento di 79 unità. Negli ospedali e ricoveri sono
oltre 1000 in più rispetto a ieri, regime ordinario, più 37 e più 1 in terapia intensiva, i guariti sono invece 543. Ad Agrigento arriva il sostegno psicologico telefonico per i positivi al coronavirus. Ci racconta tutto il nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamane presso il Comune il progetto Solidale, un'iniziativa nata grazie all'impegno del sindaco Miccichè, dell'assessore Roberta Lala e dell'assessore Marco Vullo, che ha come obiettivo quello di fornire un servizio di supporto psicologico alle persone in situazioni di isolamento domiciliare in quanto positive al Covid, nonché ai loro familiari. Il servizio è coordinato dalla dottoressa Teresa Urso, è gratuito e si configura come ascolto telefonico accedendovi contattando gli psicologi e psicoterapeuti che si sono resi disponibili a fornire la loro professionalità gratuitamente a supporto della collettività. Il 4 gennaio 2021 nasce il progetto Agrigento Solidale, fatto da psicologhe volontarie che con amore e dedizione mettono il loro impegno per dare un ascolto telefonico a coloro che sono in stato di isolamento perché positivi al Covid. Vogliamo fare in modo che questo isolamento non sia un isolamento umano, ma che abbiano un sostegno, perché è un momento difficile per tutti, lo è ancora di più per chi è positivo alla malattia e quindi ne subisce un trauma e vogliamo assolutamente supportarlo. Questo progetto è stato fortemente voluto dal sindaco e lo abbiamo abbracciato io e l'assessore Vullo. Nel sito del comune metteremo il logo e le informazioni con i numeri di telefono attraverso i quali potete rivolgervi con fiducia a queste psicologhe che ringrazio pubblicamente per il loro impegno, per la loro dedizione, per la loro presenza, perché davvero gratuitamente si sono messe a disposizione per dare sostegno a chi ne ha bisogno. È un servizio gratuito per i cittadini e quindi troverete a breve le informazioni sul sito internet del comune. È un progetto solidale, si chiama appunto Agrigento Solidale. Agrigento è sempre più solidale e questa è la battuta che mi sento di fare, nel senso che l'unione e la forza di esperienze e professionalità presenti ad Agrigento attraverso proprio quella che è la semplice parola solidarietà, volere fare per gli altri, siamo riusciti a mettere in campo questo progetto, questo servizio destinato in questa prima fase alle persone colpite dal Covid che si sentono sole, che hanno bisogno di un supporto psicologico attraverso l'aiuto e la professionalità, come dicevo poc'anzi, dei psicologi che hanno messo volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità a offrire questo servizio, ma non ci fermeremo a questo. L'assessorato alle politiche sociali, come anticipavo poc'anzi, sta lavorando ad un progetto più ampio attraverso un'iniziativa che si chiama Pronto Soccorso Psicologico, che ha una sua dinamica molto più ampia a cui stiamo lavorando e si affaccerà a che cosa? A tutte quelle che sono, diciamo, le necessità legate alla solitudine, legate alle violenze, e anche lì avremo a titolo gratuito per il comune il servizio e stiamo lavorando per questa progettualità che speriamo nel 2021 possa partire per arrivare un po' a tutte quelle fasce, perché a volte anche la semplice telefonata ti può, diciamo, ridare la possibilità di affacciarti ad una vita nuova, di affacciarti ad una luce nuova attraverso quelle che sono sfortunatamente le difficoltà e i mali della nostra società civile. Una iniziativa a cui voi avete aderito in maniera del tutto spontanea ma anche gratuita. Sì, assolutamente volontaria, proprio perché comunque vogliamo essere vicini proprio alle persone che hanno in questo momento più necessità, perché l'isolamento fisico non si deve tradurre anche in isolamento emotivo e umano, e soprattutto queste persone hanno bisogno proprio veramente di avere un sostegno che sia emotivo e psicologico per poter proprio cercare di rafforzarsi, di non perdere la speranza e di riuscire veramente comunque a sentirsi parte sempre della società, non sentirsi abbandonati. Ho voluto mettere a servizio la mia professionalità proprio per accorciare le distanze tra quelle che sono le persone costrette alla quarantena per il decorso della loro malattia e la restante cittadinanza che in questo momento
può continuare la vita lavorativa eccetera. Naturalmente ci troviamo di fronte ad una condizione di alti livelli di stress, livelli d'ansia, perché c'è un pregiudizio importante tra le persone positive e quelle che invece non lo sono, e quindi vogliamo essere presenti di fronte a questo disagio per abbattere non solo i pregiudizi ma anche tutte le complicazioni psicologiche che le persone possono provare in questo momento. Il servizio sarà anonimo, quindi tutte le persone che attingeranno al servizio saranno rispettate dal punto di vista della privacy, quindi chiunque può chiamare liberamente e comunicare il proprio nome e cognome o meno, ma sicuramente tutto verrà trattato sotto il rispetto dal punto di vista della privacy e della sicurezza. Siamo un team di 140 psicologi, psicoterapeuti specializzati, formati nell'intervento rispetto a problematiche quali stati depressivi, attacchi di panico, stati d'ansia. Siamo presenti in tutte le province siciliane e interveniamo sia online che offline. Chiaramente per i positivi al Covid non è che è possibile intervenire online. Da psicologa e da consigliere comunale non posso che essere felice di questa iniziativa che sottolinea ancora una volta e dimostra quanto l'amministrazione sia attenta al benessere del cittadino. In questo periodo di emergenza Covid è importante tenere presente e occuparsi della salute mentale oltre che di quella fisica. Io mi sono messa a disposizione, mi unirò al team di psicologhe, quindi sono a disposizione per chiunque avesse bisogno. Covid e viaggi all'estero, le regole per il 2021, dal passaporto al vaccino. Lello Casesa. La scoperta del vaccino ed il lungo cammino delle vaccinazioni nel mondo aprirà pian piano la ripresa dei viaggi per ragioni turistiche, per ragioni di lavoro ed altro ancora. Sarà necessario e forse obbligatorio scaricare ed utilizzare un'applicazione che funzioni un po' da passaporto vaccinale. È il modello al quale lavorano già alcuni paesi. Bisogna cristallizzare l'esito del test per provare la negatività del virus, arrivando ad una forma di certificazione fatta e di essere immunizzati. Diventeranno dunque le nostre credenziali digitali come ad esempio le carte d'imbarco sui nostri telefoni da mostrare alla gate dell'aeroporto, eliminando quelle cartacee spesso fastidiose ed introvabili. Una certificazione che dovrà servire anche per assistere ai concerti, allo stadio, al cinema, nei centri commerciali, affiancati dal test negativo. Il solo vaccino non sarà sufficiente ad essere l'elemento finché non sarà disponibile per tutti con i tempi d'attesa ancora incerti, cioè nella migliore delle ipotesi la prossima estate. Alcune compagnie aeree hanno già testato il sistema chiamato Common Pass su alcune tratte tipo London Newark con United Airlines, Cathay Pacific e Lufthansa. Si tratta di un'app che consente agli utenti di caricare informazioni mediche come il risultato di un test che garantisca la negatività al virus o anche la certificazione di una vaccinazione effettuata da un ospedale o da un sistema sanitario locale. Dopodiché il sistema genera un certificato sanitario o un pass, nella sostanza è un codice QR contenente queste informazioni in formato standardizzato ma senza rivelare dati sensibili. All'interno ci saranno in formato digitale i requisiti sanitari del luogo di partenza e di arrivo, si dovrà caricare tutto il necessario per muoversi e generare il codice che consente l'imbarco. La nostra priorità è tornare a far viaggiare le persone in modo sicuro, hanno scritto le compagnie aeree internazionali. Tutto ciò significa dare ai governi la fiducia che i test del Covid-19 possano funzionare in sostituzione dei requisiti di quarantena. Insomma, saltare la quarantena se si dispone di un codice QR garantito e blindato dalla prova di vaccinazione. Sembra una prospettiva lontana, ma ci si arriverà molto presto, secondo alcuni esperti, già nella prima parte del 2021. Saldi invernali 2021, la Sicilia per il momento ha fissato la data al 2 gennaio, ma sarà impossibile aprire le attività. Vediamo. Saldi invernali 2021.
Manca poco alla data d'inizio del periodo che offre ai clienti la possibilità di approfittare di sconti e occasioni per rinnovare il proprio guardaroba. Mai come quest'anno il momento è particolarmente atteso, considerando le restrizioni dovute alla pandemia che nell'ultimo periodo dell'anno hanno costretto sia le famiglie che i commercianti a rimandare gli acquisti. Come sempre, anche per il 2021 è previsto un calendario di saldi invernali diverso da regione a regione. Ecco allora tutto quello che c'è da sapere per tenersi pronti. I saldi invernali 2021 inizieranno il 4 gennaio. Tuttavia, alcune regioni hanno deciso di posticipare l'avvio in considerazione della decisione del governo di rendere zona rossa l'intero paese fino al 6 gennaio. La Sicilia, che per il momento ha fissato la data al 2 gennaio, vorrebbe uniformarsi alla scelta ad esempio della Lombardia, che ha spostato l'avvio dei saldi al 7 gennaio. A causa delle restrizioni anti-Covid, infatti, il 5 gennaio sarebbe stato non solo impossibile aprire le attività, ma si sarebbe impedito ai cittadini di poter approfittare delle occasioni di sconto nei negozi fisici, a tutto vantaggio ancora una volta delle grandi piattaforme online. Covid e scuole, il 7 gennaio le superiori torneranno tra i banchi, scopriamolo nel servizio. Il 7 gennaio prossimo, alla fine delle vacanze natalizie, riprenderà la scuola in presenza per il 50% degli studenti. A deciderlo è un'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, una scelta alla quale però si oppongono i presidi, mentre la prefettura di Palermo ha già preparato un piano per i trasporti ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 sia garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca, la restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata. Nubi nere però si profilano in vista della ripresa dell'anno scolastico. Le indicazioni prescrittive del prefetto di Roma non possono trovare piena attuazione data la complessità del sistema che riguarda il funzionamento delle scuole superiori. Così lamenta il presidente dell'Associazione Presidi di Roma e Lazio, Mario Rusconi, la cui idea ricalca quella di molti altri presidi, anche siciliani. Ed intanto gli esami di Stato a giugno 2021 a quanto pare si faranno in presenza e saranno presumibilmente sulla falsariga di quelli che si sono svolti nel giugno scorso. Infatti la Camera ha dato il via libera alla legge di bilancio nella quale sono previsti 30 milioni di euro da destinare alle scuole statali e paritarie per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti. È stata inoltre prevista la possibilità per il ministro dell'istruzione di adottare ordinanze con specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei relativi esami di Stato. Ed intanto più autobus, come già accennato, per favorire il rientro a scuola degli studenti palermitani. Il piano è stato messo a punto in prefettura nel corso di una riunione alla quale hanno partecipato un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il sindaco Luca Orlando, rappresentanti degli assessorati regionali dei trasporti e dell'istruzione, il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e rappresentanti delle associazioni del trasporto e delle ditte non associate. Secondo il programma operativo adottato dal prefetto Giuseppe Forlani, il piano ha l'obiettivo di aumentare i posti offerti nelle linee di trasporto pubblico che servono i principali plessi scolastici di Palermo, dove è più intensa è la concentrazione di studenti e quindi maggiore la domanda di mobilità mediante un incremento giornaliero di 42 bus in servizio. In ambito extraurbano invece i servizi di trasporto integrativi saranno realizzati con 131 corse aggiuntive, di cui 99 con autobus aggiuntivi. Al momento, si legge in una nota della prefettura di Palermo, i competenti uffici regionali e le istituzioni scolastiche sono impegnati nell'individuazione delle procedure per il reperimento dei mezzi necessari e nell'equa distribuzione degli studenti nelle due fasce orarie individuate che si articolano negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, ovvero 8, 9, 13, 14.
Omicidi meno 33%, furti e rapine meno 35%, lesioni personali dolose meno 12%, sono cresciute invece le truffe e le frodi informatiche, visto che a causa del lockdown gli agrigentini hanno fatto più acquisti online. Questi alcuni dei dati salienti che compongono il bilancio dell'anno 2020 della Questura di Agrigento. A divulgarli durante un incontro da remoto con la stampa è stato il questore Rosa Maria Iracio. Abbiamo avuto un trend di delitti a ribasso che quasi conforme all'indice nazionale, ha spiegato il questore. È stato un anno molto fruttuoso di fatica ma anche di risultati, ha concluso il questore di Agrigento. Ci auguriamo che l'anno prossimo possa ridimensionare l'emergenza sanitaria, noi potremmo tornare a fare il lavoro per cui siamo stati addestrati. Ad Agrigento, a Porta di Ponte, i carabinieri hanno colto 2 immigrati in atteggiamento sospetto. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare sono stati sorpresi in possesso di 2 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Un tunisino di 34 anni ed un algerino di 51 anni sono stati arrestati ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Oltre alla droga sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Rispondono di detenzione di sostanze stupefacenti a fine dispaccio. Continua la campagna di protesta delle emittenti associate all'AREA, Radio Emittenti Televisive Europee, verso l'opinione pubblica per informarli delle discriminazioni fatte verso le radio e le TV locali escluse da ogni ristoro per il Covid-19, nonostante la presenza continua, assidua e giornaliera, dando voce a un territorio che spesso viene abbandonato dalle grandi quotidiane informazioni, se non solo per fatti delittuosi e negativi. L'AREA, associazione indipendente in Italia, raggruppa un centinaio tra radio e TV locali, ha anche fatto un ricorso al TAR del Lazio contro il DPR 146/17 che stabilisce con rigidi paletti le ammissioni al contributo solo alle 100 emittenti nazionali più grosse. Si tratta di 100 milioni di euro divise in 2 tranche da 50 cada uno, discriminando le altre e ammazzando così il pluralismo informativo radiotelevisivo che dal 1977 è stato possibile in Italia grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che liberò le frequenze della 700 MHz. Dette frequenze adesso sono state già messe all'asta e acquisite da grossi gruppi imprenditoriali per poter diffondere il cosiddetto 5G, frequenze rubate alle emittenti locali per destinarle a loro, nonostante siano in possesso di regolare autorizzazione a trasmettere. Dal giugno 2022 anche le frequenze attuali saranno tolte alle TV locali, assegnate grazie a un bando cui possono partecipare solo Rai e Mediaset, come già avvenuto in regioni come la Lombardia. Le TV locali, per poter trasmettere sull'etere, dovranno chiedere ospitalità a questi 2 network nazionali a una cifra altissima. Si parla di un canone mensile per la Sicilia di oltre 6.000 euro più IVA. Un costo inaccessibile cui tanti emittenti saranno costretti a chiudere alla faccia del pluralismo informativo garantito dalla Costituzione italiana. Un appello dalle emittenti associate dell'AREA è stato fatto anche al capo dello Stato Mattarella, che ha firmato il provvedimento del Covid-19 per il ristoro di oltre 100 milioni di euro, nella speranza di un suo intervento che possa mettere fine a questa disparità tra operatori radiotelevisivi, non dimenticando che la legge è uguale per tutti, ma in questo caso no. Oggi la testimonianza del presentatore siciliano Pippo Baudo e del duo Gialis che solidarizzano con le radio e le TV locali. Per l'umanità inizia una nuova era, 7 diritti capitali e la nuova frontiera. È eccessiva perché dare un peso di 15 persone a una piccola televisione, a una piccola radio significa caricarla di spese enormi che non vengono ovviamente coperte con il rapporto col territorio, mentre l'importanza delle televisioni locali e delle radio locali è enorme perché allineano nel territorio, parlano dei problemi locali, c'è un rapporto di fidelizzazione del pubblico con le radio locali e le televisioni locali molto forti. Ovviamente 5 giornalisti professionisti, 10 altri tecnici, non ci si fa, è come dichiarare la morte, mi dispiace.
Ciao, siamo i Gialisse e noi dal 1997 siamo artisti e produttori indipendenti e così abbiamo vinto anche un festival di Sanremo e in questo clima di festa volevamo lanciare un messaggio e un appello molto importante. 899 sono le radio e le TV locali, 3600 sono i dipendenti a rischio lavoro. Chiediamo al capo del governo e a tutte le forze politiche di modificare il DPR 146/17. Le radio e le TV locali sono importantissime perché sono legate fortemente al territorio, danno informazioni e stanno vicino alle persone. Viva la Rea! Forza Rea, grazie! Mariamico lancia un nuovo allarme in una nota stampa. L'associazione ambientalista capitanata da Agrigento da Claudio Lombardo scrive: nel febbraio 2021 nel mare siciliano potrebbero ricominciare le trivellazioni a seguito del nuovo decreto milleproroghe che esclude la moratoria per le autorizzazioni a nuove ricerche di petrolio, spianando la strada alle autorizzazioni a nuove domande di ricerca e trivellazione. Così, prosegue Mariamico, al largo delle coste dell'isola potranno essere attivati impianti fra Agrigento, Lampedusa e Pantelleria, al largo di Marina di Ragusa e fra Marsala e Favignana. Adesso spetterebbe ai ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico intervenire e bloccare tutto. A Milano il 3 marzo scorso è morto a seguito di un incidente stradale un giovane talentuoso agrigentino, Carlo Costanza, 25 anni, chef stellato. I genitori vogliono mantenere vivo il suo ricordo con l'ennesimo gesto di solidarietà e hanno donato alla città di Agrigento un defibrillatore installato a Fontanelle. Il nostro direttore Arturo Cantella. I genitori Giovanni Costanza e Carmelina Forte oggi hanno donato al comune di Agrigento e alla città un defibrillatore installato nei pressi dell'ufficio postale di Fontanelle in memoria del figlio Carlo, morto in un tragico incidente automobilistico a Milano. Il luogo è molto frequentato da persone anche anziane e vicinissimo alla chiesa. All'installazione hanno partecipato, oltre che ai genitori, amici, parenti di Carlo. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Franco Miccichè, gli assessori Giovanni Vaccaro, Marco Vullo, Roberta Lala e Gianni Tuttolomondo. Nei giorni precedenti la famiglia ha anche donato 3 Optiflow all'ospedale San Giovanni di Dio destinati al pronto soccorso e altri 2 al reparto di rianimazione. Abbiamo fatto questo gesto per ricordare ancora di più mio figlio Carlo, che purtroppo, unico figlio, l'abbiamo perso il 3 di marzo. E la città di Agrigento, dove io sono nata, è giusto che abbia un meritato ricordo, in modo tale che la cittadinanza, Agrigento, possa ricordarlo ancora di più, con tutti gli amici e gli affetti che lui ha lasciato, perché mio figlio era molto generoso, è morto e abbiamo donato i suoi organi e adesso quello che possiamo fare per gli altri cercheremo di farlo, perché è giusto ricordarlo proprio in questo modo. Carlo è stato amato da tutti e io sono convinta, lo sono sempre stata, che chi vive nel cuore di chi resta non muore mai e mio figlio è vivo. È presente perché un sacco di persone, tante persone lo hanno amato e continuano ad amarlo e la testimonianza è giornaliera. Grazie. Dove si trovava suo figlio, signora? Ci racconti un po' la storia? Mio figlio si è diplomato al liceo scientifico Leonardo, poi si è iscritto al Politecnico di Milano, ma lungo il suo percorso di studi ha deciso che non era quella la sua strada ed era invece avvicinarsi alla cucina. Amava cucinare,
voleva diventare uno chef e ha fatto un'altra scelta che io inizialmente non avevo approvato, un po' così, però ho notato invece l'amore e la passione che aveva verso questo nuovo settore. Si è iscritto in una facoltà laureandosi con 110 lode alla Cordon Bleu di Firenze e ha iniziato il suo percorso di chef già a Firenze nel ristorante Ora d'Aria e poi si era trasferito in Francia perché sperava di trovare anche lì una possibilità, ma le cose non sono andate e ha deciso di ritornare ed è andato a Milano. A Milano ha iniziato a lavorare apprezzato da tutti ed è proprio lì che purtroppo con il suo motore che aveva comprato con tanta gioia è successo quello che è successo. Ora noi viviamo solo e esclusivamente finché il Signore ci dà la vita di ricordarlo in tutti i modi possibili. L'amore che ci dava giornalmente, tutti i momenti che poteva scappare dal suo lavoro, lasciava il lavoro e ci veniva a trovare. Il sorriso, soprattutto il sorriso. In qualsiasi posto lo trovate, mio figlio ha il sorriso in bocca ed aveva una parola buona per tutti. Che aveva suo figlio? 25 anni purtroppo, 25 anni. È una ricorrenza triste naturalmente per la perdita della vita di un giovane ragazzo, giovanissimo, si affacciava al mondo del lavoro e quindi in maniera prematura ha finito di vivere. È un incidente stradale, ahimè. La cosa positiva è che i genitori hanno voluto donare questo defibrillatore alla città di Agrigento e io ho scelto il quartiere di Fontanelle perché è un quartiere demograficamente molto popolato, ci sono qua gli uffici, quindi penso che sia utile avere proprio un defibrillatore in questo quartiere. Dottore Vaccaro, ecco, quanto è importante un defibrillatore? Può sembrare una cosa, diciamo, modesta, però ha la sua importanza. Da medico quale? L'importanza è fondamentale perché il defibrillatore con il suo utilizzo, speriamo mai di utilizzarlo in questo quartiere, può salvare una vita umana. In alcune patologie che causano l'arresto cardiaco, prima tra tutti la cardiopatia ischemica, si ha la morte per fibrillazione ventricolare. La fibrillazione ventricolare è un'aritmia che può essere cardiovertita solo con la scarica elettrica, quindi solo attraverso l'utilizzo del defibrillatore. Tra l'altro questi defibrillatori di ultima generazione sono molto semplici perché hanno al loro interno una guida vocale che spiega come dobbiamo comportarci, quindi prima si deve valutare il paziente, capire se il paziente è cosciente o no. Se il paziente non è cosciente e non respira, allora subito noi metteremo le placche nel torace del paziente, il defibrillatore tramite un algoritmo automatico analizzerà il ritmo e ci dirà se dobbiamo scaricare o no pigiando un bottone. Mi offro volontario insieme all'associazione GISE di cui faccio parte per eseguire dei corsi alla popolazione e istruirli naturalmente all'utilizzo di questo importante presidio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ondata di freddo, vento e neve anche in Sicilia negli ultimi giorni del 2020. C'è il servizio. È arrivata l'attesa tempesta di Natale che ha portato anche in Sicilia freddo, vento e neve. Piogge e temporali hanno bagnato negli ultimi giorni l'Italia da nord a sud e provocato un netto calo delle temperature. Il meridione della nazione, in particolare, è stato sferzato da un forte vento che ha provocato diversi disagi. Solo nella giornata di ieri in Sicilia 3 tir si sono ribaltati in 3 diverse zone dell'isola. Un grave incidente si è verificato lungo l'autostrada A20 in direzione Messina su un viadotto nei pressi di Caronia, dove a causa delle forti raffiche di vento il mezzo pesante si è ribaltato e l'autotrasportatore ha riportato diversi traumi. Un altro tir si è inclinato e adagiato sul guardrail di un viadotto sull'autostrada 19 Palermo-Catania, nella zona di Termini Merese, sulla carreggiata in direzione Palermo.
Anche sulla Palermo-Mazzara del Vallo un tir si è ribaltato per il forte vento, mentre sulla strada statale 286 a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, il traffico è stato provvisoriamente bloccato dalla caduta di un albero. La tempesta di Natale ha portato un clima prettamente invernale in tutto il paese e la neve è arrivata anche a bassa quota. Alle Isole Eolie, dopo i bagni in mare per festeggiare il Natale, la neve ha imbiancato Quattropani, la borgata più alta di Lipari. Prima neve della stagione anche sui Nebrodi. Floresta, il comune più alto della Sicilia, è stato ricoperto da una coltre bianca. La Floresta è il comune più alto della Sicilia, oggi innevato. Stesso spettacolo anche a Santa Domenica Vittoria, Ucria, San Teodoro, Cesarò e Capizzi. Secondo le previsioni meteo è possibile l'arrivo di una seconda e più intensa perturbazione che al centro-sud potrà portare rovesci e forti temporali. Già ieri venti di burrasca hanno soffiato in tutta la Sicilia e in provincia di Palermo ci sono stati circa 80 interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti in strada, tettoie pericolanti e vari danni. Oggi le temperature nell'isola sono salite di qualche grado grazie al vento di libeccio, ma il cielo è in prevalenza nuvoloso. Possibili precipitazioni durante la notte e mari ancora mossi o molto mossi. Domani, mercoledì 30 dicembre, il maltempo insisterà in tutte le regioni meridionali con piogge e temporali che in Sicilia si concentreranno nella fascia tirrenica. L'associazione Ali Autonomie Locali Sicilia, nella consapevolezza che le proposte provenienti dai territori e dagli amministratori locali hanno sempre il senso della verità, condivide convintamente la battaglia per il riconoscimento legislativo delle zone franche montane ed è al fianco del comitato regionale promotore dei sindaci che in questi giorni stanno organizzando un presidio permanente nei pressi dello svincolo di Rosa sulla Palermo-Catania. Per tali motivi, trattandosi di una giusta rivendicazione per la sopravvivenza delle aree interne che vivono un drammatico momento caratterizzato da un forte disagio di tipo sociale, economico ed occupazionale, nel sollecitare la definizione dell'iter oggi fermo in Senato, intende individuare un referente per tale questione. Il presidente dell'ALI Sicilia, Francesco Cacciatore, ha individuato in Filippo Dolce, già sindaco di Aliminusa, nonché grande conoscitore delle tematiche delle aree interne, per seguire e sostenere da vicino le rivendicazioni delle problematiche delle aree interne delle zone franche montane. Fuochi di fine anno, c'è l'intervista ad un commerciante. Vediamo. Innanzitutto voglio ringraziare l'emittente televisiva di Onda TV per l'invito e il dottore Daniele Raga in particolare. Gestisco una vendita autorizzata fuochi artificiali professionali al dettaglio. La mia attività è un'attività alla vendita al pubblico autorizzata di fuochi artificiali. Quali sono le novità? Cosa cambia rispetto agli altri anni? Quali sono le regole da rispettare? Allora, la cosa fondamentale è innanzitutto che il 3 dicembre 2020 c'è stato un incontro ministeriale da parte dell'ASPI, l'Associazione Pirotecnica Italiana, dove hanno avuto un dibattito aperto al Ministero dove non c'è alcun divieto di sparo di fuochi artificiali, dove tutto è consentito in maniera giusta, regolare, soltanto di acquistare in rivendite di fuochi artificiali autorizzati dalla parte della prefettura. Vendita al dettaglio di fuochi artificiali. Ci sono tramite codice Ateco di vendita dei negozi autorizzati di fuochi artificiali. Se una persona di fuori paese viene ad acquistare dei fuochi artificiali autorizzati in un negozio di fuochi artificiali autorizzati, oltre a scrivere nell'autocertificazione acquisto autorizzato fuochi artificiali, deve riportare anche il codice Ateco che è prescritto sempre nel negozio. Noi ad Acquedolci daremo anche delle delucidazioni alla gente, ci sono già dei prestampati dentro il locale dove la gente può venire benissimo ad acquistare ad Acquedolci in maniera tranquilla e serena. Sono fuochi dai classici ai tradizionali, alle batterie di fuochi d'artificio, alle stelline, ai petardini da ballo, tutto in massima sicurezza. Quali sono normalmente i fuochi, i prodotti più ricercati, più richiesti e quindi più comprati? I più comprati e più richiesti sono le scatole di fuochi d'artificio, le batterie. Le batterie rientrano in una categoria che si chiama F2 quinta C. L'F2 è per la Comunità Europea, quinta C per il Ministero dell'Interno italiano. Lo scontrino non funge soltanto come un documento fiscale, ma lo scontrino funge anche da tracciabilità del prodotto pirotecnico.
è una bolla, è come se uno rilascia una bolla di trasporto in mano al cliente, perché in caso di fermo delle forze dell'ordine in un controllo di polizia, il cliente, oltre ad avere l'autocertificazione che riporta l'acquisto autorizzato insieme al codice Ateco, deve avere anche lo scontrino. Diamo adesso invece qualche consiglio per utilizzare appunto i giochi pirotecnici a casa in sicurezza durante il Capodanno. Anche parlando della libera vendita di petardini da ballo, stelline, bengala, ci vuole sempre una supervisione di un adulto. Io lo consiglio e lo dico sempre a tutti, perché è sempre materiale esplosivo. Per l'F1 che si può vendere a minori di 14 anni, trovandosi sempre in casa, ci vuole sempre un genitore presente all'accensione dei fuochi d'artificio. A livello di bengala, magari bengala tipo luccicanti in balcone si possono accendere benissimo, le stelline anche dentro, le bottigliette sparastelle filanti, tutto questo è materiale da interno. Invece, passando per materiale esterno come scatole di fuochi d'artificio, come razzi, la legge prevede che il quantitativo massimo in un negozio di fuochi d'artificio si possono acquistare massimo 5 kg di esplosivo, che è il NEC. Il NEC è il contenuto interno netto di esplosivo attivo dentro ogni singolo artificio. Innanzitutto per la quinta C, per F2 quinta C ci vogliono spazi esterni un po' belli ampi. Se lo spazio è privato è ancora meglio. L'importante è che ci sia lo spazio aereo libero, dove non ci siano ostacoli a livello di tralicci, di alberi o di altro che potrebbe recare danno o scaturire degli incendi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.